Dante morì 700 anni fa, eppure è sempre un evergreen, sempre giovane e attuale, tanto da diventare immortale. Padova fa ascoltare le sue parole scritte e si riunisce per quella mostra d'arte contemporanea dal titolo A riveder le stelle, che al Museo degli Eremitani aprirà i battenti il 30 ottobre per chiuderli il 31 gennaio del 2022. Eppure, ci dice l'esperto assessore alla cultura, Dante non amava tantissimo Padova e nemmeno i padovani. Venne probabilmente più volte a Padova, non è un caso che metta nel settimo ciclo dell'Inferno, Girone infernale, nel cerchio metta il buon Reginaldo Scrovegni, addirittura fa dire a Reginaldo Scrovegni che lì nell'Inferno sarebbe arrivato un altro chiamiamolo usuraio, che è Vitagliano del Dente, che era ancora vivo e si muoveva a Padova. Lui, ci dice sempre l'esperto, detestava anche altri grandi padovani. Dante nell'Inferno parla dell'Antenorea. Chi è Antenore? È il licista, il fondatore di Padova. Ne parla malissimo, ci mette i dannati nel ghiaccio e nel grembo, e dove mette altri episodi di tradimento, nel grembo degli Antenorei. È qui dove viene sgozzato Jacopo del Cassero. Ancora Padova. Insomma, Padova è la città del tradimento. Dante non l'ama. Insomma, non correva proprio buon sangue fra Dante e Padova, ma come non perdonare questo sentimento al sommo maestro?